Bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K, prosecuzione del video precedente dove abbiamo percorso il raccordo autostradale 3 da Firenze sino a Siena. Ci troviamo sulla strada statale 674 tangenziale ovest di Siena, appena passata l'uscita Siena Ovest in avvicinamento uscita Siena Sud. Oggi percorreremo il tracciato della strada statale 223 di Paganico da Siena sino a Grosseto. Oggi è sabato 13 settembre 2025, in questo momento le ore 18:51, temperatura esterna 23 gradi. Termine della strada statale 674, chilometro 8+300, tangenziale ovest di Siena, svincolo di allacciamento sulla strada statale 223 di Paganico. Quindi proseguiamo in direzione Grosseto, sulla destra invece in direzione Arezzo. Tra Paganico Nord e Siena, obbligo di dotazioni invernali. Ed eccoci, chilometro 67 che stiamo percorrendo in questo momento. Superstrada Grosseto-Siena non ancora completa lungo il percorso, non è ancora totalmente a doppia carreggiata con 2 corsie per senso di marcia, ancora un tratto di circa 5 km manca per il completamento. Comunque vi sono ancora dei restringimenti lungo il percorso. Strada già percorsa sul canale in direzione nord circa 5-6 anni fa, Galleria La Torre 75 metri, e pubblicata in versione classic con segnaletica. Galleria Monsindoli 150 metri, viadotto Sorra. Tanto il sole comincia ad essere basso verso l'orizzonte, ma dovremmo riuscire a filmare per intero il percorso sino a Grosseto con la luce. Viadotto Fogna Secondo 217 metri. Questo è comunque un percorso alternativo a quello dell'Autostrada del Sole tra Roma e Firenze. Da Roma è possibile sia percorrere l'Autostrada del Sole. Intanto siamo in avvicinamento all'uscita Fogliano tra 600 metri, viadotto Fogna Primo 154. Mugnano, la località raggiungibile dall'uscita Fogliano, in questo momento sulla destra. Quindi uno può percorrere l'Autostrada del Sole, in alternativa è possibile percorrere l'Autostrada A12 sino a Tarquinia, quindi via Aurelia sino a Grosseto, anch'essa non completamente ammodernata. Tra 1000 metri uscita San Rocco a Pilli,
galleria Case Basse 380 metri, e quindi una volta arrivati a Grosseto prendere poi la strada statale 223 di Paganico sino a Siena, quindi raccordo autostradale 3 sino a Firenze, galleria Palazzetto 310 metri. Uscita a San Rocco a Pilli, in questo momento sulla destra. Diciamo che è un percorso alternativo, senz'altro un po' più lento rispetto a quello dell'autostrada del Sole, ma quantomeno assai più economico, in quanto l'unico tratto a pedaggio sarebbe quello con pedaggio aperto sulla A12 tra Roma e Tarquinia. Tanto stiamo percorrendo il chilometro 59, area di servizio, in questo momento sulla destra. Questa parte della strada statale 223 di Paganico fa parte del percorso europeo E78, la ancora non realizzata Grosseto-Fano, che dovrebbe essere un insieme di strade a scorrimento per permettere un collegamento veloce trasversale in questa parte della penisola. Sono di fatto pochi i tratti realizzati di questa Grosseto-Fano. Intanto siamo arrivati al primo restringimento sulla sinistra, sono in corso comunque i lavori di realizzazione della doppia carreggiata. 58 km per raggiungere Grosseto. Passato. Entriamo in questo momento nel chilometro 55. Beh, cantieri in questo tratto ancora in una fase primordiale. Avvicinamento svincolo per Frontignano. Cavalcavia in costruzione. Ore 19 scattate in questo preciso momento.
Casciano. Ed entriamo in questo momento nel chilometro 50. Svincolo per Campeccioli. Ultimi 50 chilometri. Arrivare a Grosseto, avvicinamento svincolo per Monticiano, viadotto sul fiume Merse 160 metri. Di velocità 40 km/h pare piuttosto ridicolo. È comunque buono notare che i cantieri sono di fatto avviati lungo la maggior parte del percorso non ancora ammodernato. E si ritorna tra pochissimo nel tratto a doppia carreggiata. Entriamo nel chilometro 45. Ore 19:05 in questo momento. Viadotto Potatina. Avvicinamento uscita a Iesa.
Viale Pescini e le terme di Petriolo, raggiungibili dall'uscita a Iesa, in questo momento sulla destra. Tanto segnaletica che preavvisa di un cantiere a 3 km, quindi ci sarà un altro restringimento. Galleria artificiale numero 9. Viadotto Monti 177 metri. Galleria artificiale numero 730 metri. Galleria artificiale numero 4, sempre 130 metri. Tanto il prossimo svincolo in teoria non percorribile, chiuso. Viadotto Farma 770 metri. Tanto ci stiamo avvicinando all'area di cantiere. Prossimo svincolo chiuso. Qua abbiamo la chiusura della corsia di sorpasso. Abbiamo appena passato il confine provinciale, lasciato la provincia di Siena e siamo entrati nella più meridionale delle province toscane, la provincia di Grosseto, provincia della Maremma. Restringimento Galleria Greppoli 182 metri. Prosegue a doppio senso per i prossimi 2 km, Galleria Casaldi Pari, 1,7 km. In avvicinamento uscita Casaldi Pari per Pari e le terme di Petriolo. Uscita Casaldi Pari, subito sulla destra, ora che siamo usciti dall'omonima galleria. Galleria artificiale numero 3, 230 metri. E galleria artificiale numero 290 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 34, galleria artificiale numero 1, 160 metri. Sono poco più di 33 km che ci separano dal raggiungere Grosseto, in particolare l'allacciamento con la strada statale 1 via Aurelia. Galleria Poggio Terriccio 360 metri. Un avvicinamento uscita Lampugnano.
area di servizio Lampugnano e l'inversione di marcia possibili dall'uscita a Lampugnano in questo momento sulla destra. Nuovo restringimento, quindi si ritorna a doppio senso. Sempre sulla sinistra lavori di realizzazione. La nuova carreggiata. Scavo della galleria. Viadotto Lanzo, 234 metri. Viadotto San Lorenzo, 167 metri in avvicinamento uscita per Civitella Marittima. Rocca Strada, Rocca Tederighi, tra le località raggiungibili dall'uscita Civitella Marittima. Abbiamo nuovamente lo spartitraffico e si ritorna a due corsie. Che si alza a 110 km/h in questo tratto della strada statale 223 di Paganico che raggiungeremo tra qualche chilometro. Ora che ne mancano poco più di 26 per raggiungere Grosseto. Sulla destra area di servizio località Carpineta. Viadotto Cerrone, 50 metri, Galleria Cerrone, 180 metri.
in avvicinamento uscita per Paganico Nord, centro commerciale e zona artigianale. Montalcino Arcidosso Roccastrada, tra le località raggiungibili dall'uscita Paganico Nord, in questo momento sulla destra. Sul torrente Gretano, abbiamo stesa un po' irregolare in questo tratto, molta turbolenza. Uscita Paganico, Roccastrada Arcidosso Castel del Piano, che il Monte Amiata, raggiungibili dall'uscita Paganico in questo momento sulla destra. Ultimi 18 km di percorrenza, strada statale 223 da Siena, il percorso da Siena a Grosseto. Campagnatico in avvicinamento per Arcille Roccalbegna, le Terme di Saturnia e anche la zona commerciale, raggiungibili dall'uscita Campagnatico in questo momento sulla destra, ultimi 15 km di percorrenza. Intanto abbiamo un cantiere, chiusura della corsia di destra. Cerro Sughero II,
Montorsaio, Patignano raggiungibile dall'uscita Montorsaio, tanto non sentite il sound in questo tratto in quanto la connessione non è delle migliori. Stiamo percorrendo, usciamo in questo momento dal chilometro 11, quindi ultimi 11 chilometri di percorrenza. Ore 19:23 in questo momento. Siamo riusciti a completare il percorso, anche se mancano ancora 10 km, con una buona presenza di luce. Avvicinamento uscita per Patignano e Noma Delfia. Parco archeologico di Roselle, Noma Delfia, raggiungibili dall'uscita Patignano, Noma Delfia. Ormai siamo alle porte di Grosseto. Ultimi 5 chilometri e mezzo. Viadotto Villa Romana, 50 metri. Entriamo in questo momento nel chilometro 3, ultimi 4 chilometri, strada 223 di Paganico. In avvicinamento uscita Roselle, Noma Delfia.
viadotto dello Sbirro, nome piuttosto simpatico. Ultimi 2 chilometri, avvicinamento, allacciamento con la strada statale 1 via Aurelia, dove poi si può proseguire in direzione nord, direzione Livorno, tanto in avvicinamento uscita Grosseto-Roselle, mentre noi proseguiremo in direzione sud, direzione Civitavecchia, Roma. Iniziamo a portarci sulla sinistra. Direzione Roma, Grosseto Sud. Ed eccoci all'allacciamento con la strada statale 1 via Aurelia, 183 km per Roma, mentre è iniziato a scendere qualche goccia di pioggia, ore 19:28, di più o meno 40 minuti di percorrenza scarsi tra Siena e Grosseto, con l'attuale percorso della strada statale 223 di Paganico. Ci immettiamo nella carreggiata sud della via Aurelia. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia anche in questo nuovo viaggio della serie Real Time 4K. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e commentate mentre stiamo percorrendo il chilometro 184 della strada statale 1 via Aurelia, ma ricordate come sempre la cosa più importante: drive safe.